Un minuto per Cristina, perché mi sembra doveroso ricordarla, visto che il parco giochi era intitolato a lei. Lo abbiamo ripreso, un finanziamento perso, l'abbiamo recuperato, l'abbiamo ristrutturato, abbiamo anche donato un angolo di verde, penso sia anche importante e fondamentale per il decoro della nostra città. E un applauso a Cristina, signori. La conferma che comunque le cose belle vanno mantenute, vanno curate, quindi un ringraziamento all'amministrazione che ha ripreso il parco, nella speranza insomma che non sia vandalizzato come spesso capita. Quindi il piacere di vedere oggi qui questi bambini giocare, insomma, non può che far ricordare Cristina, che aveva proprio questo grande piacere di fare e di realizzare quello che è stato realizzato. Volevo aggiungere naturalmente che l'impegno che è stato messo per la realizzazione di questo parco è stato anche grazie a, io li definisco non agrigentini, più agrigentini degli agrigentini. Io ringrazio il vivaio Natura Viva di Ribera, Ezio Tavormina. Ezio, dove sei? Che con impegno personale sotto mio invito ha realizzato quest'angolo di verde che è meraviglioso, riuscendo anche, oltre a assemblare le piante, anche a realizzare anche quella siepe, perché si pensava come fare per non far entrare i bambini qui in mezzo alla terra, in mezzo al fango, in mezzo al pietisco. Ebbene, Ezio ha avuto il suo intuito e peraltro è un professionista nel suo campo. Ezio, un ringraziamento veramente da parte dell'amministrazione comunale e di tutta la città di Agrigento. Grazie a tutti, buongiorno, ringrazio l'amministrazione, il nostro sindaco e ringrazio soprattutto i bambini che oggi sono qua e mi fanno emozionare in maniera particolare. Finalmente videosorvegliato, e voglio ringraziare proprio per questo lavoro l'ufficio tecnico del comune nella persona del dirigente, l'ingegnere Alberto Avena. Vi ringrazio per l'impegno profuso e tenace del mio assessore Gerlando Principato. Ringrazio poi l'impresa di Alfonso Piparo, che è stata veramente brava, competente nel realizzare quello che voi vedete alle mie spalle.